La sanità veneta ha bisogno di una guida sicura e non è possibile cambiare idea da un giorno all'altro sulla base di quello che le persone si aspettano. Come dicevo, la scienza deve guidare in tutte le occasioni e io credo che sia opportuno commissariare la gestione dell'emergenza e una persona come il professor Andrea Crisanti potrebbe essere straordinaria guida e sicura per la gestione dell'emergenza Covid in Veneto. La definisce una proposta di responsabilità. Il candidato alle regionali per il centro-sinistra Arturo Lorenzoni chiede alla Regione Veneto di nominare Andrea Crisanti, il papà dello studio sulla popolazione di Vo, commissario all'emergenza per il coronavirus. Il Veneto ha bisogno di una guida scientifica e autorevole, spiega Lorenzoni, che attacca l'avversario Zaia per il suo punto stampa quotidiano. La comunicazione sul Covid non deve essere esasperata nei toni, ma attenersi solo alle versioni fornite dal mondo scientifico. Lorenzoni difende l'eccellenza della sanità veneta e chiede a Zaia delucidazioni sulle schede sanitarie che dovevano essere presentate entro il 15 luglio. La sanità veneta è straordinaria perché ci sono delle persone straordinarie, ma dobbiamo dargli una mano. Abbiamo una sanità nonostante un governo politico che ha ridotto i posti letto del 20% dal 2002 al 2019, li ha aumentati del 16% nelle strutture private e ha delegato quasi per intero, per esempio, tutta la fase di riabilitazione al privato.